Nel campionato di terza categoria torna al successo l'Aragona che supera per 2-0 il Real Canicattì grazie ai gol di Giuliano Graceffa e Gabriele Russo. Con l'arrivo di Peppe Bennardo sulla panchina biancazzurra si è vista un'Aragona motivata e arrembante fin dai primi minuti. Oltre al gol, con un gran bel colpo di testa in tuffo di Graceffa, l'Aragona ha sfiorato un paio di volte il gol del raddoppio e colpito un palo con Simone Gazziano. Anche il Real Canicattì ha giocato una grande partita, tenendo sulle corde i padroni di casa e arrendendosi solo al gol di Russo arrivato in pieno recupero. A fine partita abbiamo intervistato il centrocampista dell'Aragona Antonino Di Benedetto e il team manager Angelo Buscaglia. Al termine del match Aragona-Real Canicattì, partita durissima, vinta dall'Aragona 2-0, siamo con uno dei migliori in campo dell'Aragona, Nino Di Benedetto. Che partita è stata? Gara difficile, tirata fino all'ultimo minuto. La dedichiamo all'intera città di Aragona e al pubblico che è venuto a sostenerci. Gara difficilissima, complimenti vanno a Canicattì, ci ha messo in difficoltà per lunghi tratti della partita. Noi siamo riusciti a portarla a casa. Nel primo tempo potevamo portarci sul 2-0, purtroppo per sfortuna, imprecisione, non siamo riusciti a portarci con 2 gol di vantaggio. Nel secondo tempo poi si sa, se non si fanno i gol soffriamo e al 98esimo Russo è riuscito a chiudere la gara. La dedichiamo ai tifosi e a tutto l'ambiente, venivamo da un periodo un po' grigio, da martedì si riparte, pensiamo a Licata e siamo lì fino alla fine a giocarcela con le altre squadre che fino alla fine ci metteranno in difficoltà. Rispetto alle partite passate si è visto un Aragona pimpante già dai primi minuti, ha fatto il gol, ha avuto 2 o 3 palle gol e 2 interventi miracolosi dell'ex nostro portiere Cigna, quindi un Aragona molto diversa dal punto di vista caratteriale. Sì, siamo entrati bene in campo, primi 20 minuti avevamo il pallino del mano in gioco, potevamo fare 2 gol, non ci siamo riusciti. Poi nel secondo tempo la gara è stata più combattuta, fortunatamente siamo riusciti a portarla a casa. Il Canicattì Calcio è rimasto in 10, però complimenti al Canicattì per la formazione che ha messo in campo, il mister e l'ambiente ci hanno messo in difficoltà. Gara tosta e di altre categorie, sicuramente non merita la terza categoria, né la nostra né la squadra del Canicattì. Manager dell'Aragona Angelo Buscaglia. Buscaglia, oggi una super Aragona ha battuto una grossa squadra, il Real Canicattì. Una gara davvero bella, entusiasmante sin dai primi minuti, dove abbiamo creato tante occasioni. Abbiamo visto un'Aragona ben diversa, già cattiva dal primo minuto, con la voglia di vincere dopo un periodo particolare, affrontato a testate sia dalla dirigenza che dai giocatori. Una gara che tutto sembrava tranne terza categoria, perché è una gara da eccellenza, sia dal punto di vista del pubblico che dei giocatori in campo. Abbiamo espresso una buona mole di gioco, abbiamo creato tanto, sciupato pure tanto, ma era importante 3 punti quest'oggi. Adesso si torna martedì a allenarci, a faticare, in attesa del prossimo match casalingo contro il Soccer Licata. Domenica Aragona giocherà nuovamente in casa, arriva il Soccer Licata che è ultima in classifica, è una partita comunque da non sottovalutare. Ma dico sempre che i punti in classifica contano zero quando si scende in campo, perché quando affronti l'Aragona, una piazza storica, chiunque dà il meglio di sé affinché possa mettere i bastoni tra le ruote. Siamo certi che sarà una gara vera, difficile, ci aspettiamo il grande pubblico come sempre ci ha sostenuto, gli Ultras, perché per vincere abbiamo bisogno di loro. Testa bassa e pedalare per ora.